Buongiorno, salve a tutti. Ciao. Stiamo andando in quel del Biancavallo e portiamo Deli per vedere come affronterà la montagna innevata, forse innevata, perché con questi calori che stanno andando via forse... Un po' sciolta mi ha detto, Sì, esatto. però vabbè. Andremo da parenti ovviamente a Scrocco, cercheremo di carpire anche il pranzo. Secondo me è un parassita. Ci sentiamo dopo. Ciao ciao. Ciao ciao. Stai registrando lo speronamento? Sì, adesso speroneremo quest'auto perché l'aggressività della May... Sì, ti senti arrivata anche la musica giusta. Gringo! Niente, non l'ho voluta speronare. Vabbè, pazienza. Com'era la carne del Montana? Se cerchi la bestemmia e la vuoi italiana, quella giusta, ma Smettila. smettila. Non mi piace. Non le piace. Madonna di Dio! Guardate le montagne verso le quali ci accingiamo ad andare. Io ti amo e tu? No. All'istante, alcune persone all'istante riescono a farsi rispettare. Noi No, adesso tu mi ami. Siamo arrivati ad Aviano. Forse vedremo anche gli alieni che tengono nascosti qua ad Aviano, gli americani. Oddio, un uomo scende dall'auto. Vuol dire che è lunga la questione allora. Forse è defecare. Diga! One eternity later. E l'autostop, sito flora. Siamo carichi. Perché ridi? Siamo tre mucche. Illuminanti. Stiamo masticando del chewing gum, perché giustamente Elsa, che conosce le cose della vita, sa che masticando chewing gum ingorga Porca più Eva. saliva e quindi si stappa l'orecchio tappato. Non mi si sono ancora tappate le orecchie, ma saremo arrivati ormai a 8.300, 8004. 8.300-8.400 metri e adesso dobbiamo arrivare, quando arriveremo in cima saremo circa 10, 2, 13. 3. Siamo più su dell'Himalaya. Sicuramente. Himalaya, scusa. Siamo più su dell'Himalaya.
la maia, la maiala. La maiala. La maiala è più giù. Giù c'è la maiala. Guarda che belli alberelli. Sì. Guarda, che splendido sole. Guarda, che giornata felice. Wow. Non sei felice di essere al mondo? Mamma mia. Qua ci sono dei ciclisti che fanno del downhill, ma non sullo sterrato, sull'asfalto, che se cadono si grattugiano, che quando arrivano sono praticamente consumati del tutto. Guardate che giornata che sta venendo fuori, cioè che è già venuta fuori perché sono le mezzogiorno praticamente. Siamo noi un po' non tanto mattinieri. Facocero. Diuresi. Anamnesi. Parole a caso. Anamnesi mi sa la discoteca. Invece. Guarda la fatica, guarda la fatica. I poverini non stanno bene. No. Secondo me quelli là non sono dopati perché non stanno andando soltanto bene. Hanno bisogno della bomba. Promozione culturale. Un giovane uomo che col suo cavallo trascina il peso dell'inesorabile futuro che alle spalle lo accerchia penetrandogli l'anima e rendendolo schiavo di ciò che era un tempo lontano inavvicinabile per chi come lui tendeva ad essere asservito ad un futuro che tardava ormai da un po' a palesarsi. Un giovane uomo troppo vecchio ormai per essere maturo, che annaspa arrabattandosi a cercare il suo io interiore e ritrovandosi sempre e comunque a guardare l'ombelico di chi non lo aspetta quasi mai e lo cogliona pure, facendosi beffe di ciò che esso potrebbe esprimere. Un giovane uomo già stanco di ciò che la vita gli ha rifiutato di offrire in cambio del suo pene. Un giovane uomo che cerca il suo posto nel mondo, ma gli hanno dato un biglietto falso, ed il suo posto purtroppo è già occupato da chi prima arriva e meglio alloggia. Un giovane uomo perseguitato dai suoi pregiudizi verso se stesso, ormai impotente di fronte al susseguirsi di 4 diverse, e a tratti opposte, stagioni durante un anno. Tutti gli anni. Ogni mese. 2 volte al giorno. Sempre. Un giovane uomo e le sue inutili velleità di diventare un asso del bingo, ma la sfortuna che lo perseguita e la sua mancata incostanza rendono l'impresa assai più difficile che non rispetto a continuare a vantarsi di aver scardinato il sistema. Una miniserie di 4 puntate, non molto avvincente, però, dai. Un giovane uomo. La serie che preferirai non vedere. Fine promozione culturale. La neve. Come sempre l'emozione tradisce Deli, che stanca del viaggio, evacua felice. Biancavallo, andiamo a vedere il centro di questa ridente località turistica invernale. Che c'è? Che c'è? Dimmi che c'è. Ciao. Noi sprizziamo. Sprizziamo, io la sprizzo. Amore, Cin cin. la nostra. Grazie. Grazie.
Ma i drag queen? RuPaul. Ma sono maschi? Io devo fare la drag queen femmina. Inventavi un genere? Esatto. E così facevamo La crana. la crana. E noi come due pezzenti. Non siamo due pezzenti. No, Noi viviamo bene. noi viviamo bene, non possiamo Benissimo. Però se lamentarci. avessimo tanti soldi. Faremo tante più cose. Compreremo tante più cose. Faremo tante ma più amore, cose. i soldi. I soldi non sono un problema. Le cose le facciamo lo stesso. Alla fine se non possiamo permetterci le cose le rubiamo, scrocchiamo, siamo gente così. Gente del pueblo. Finisco con Perché copi? Siamo. Saluti a Riccardo Dose. Sì, ciao Riccardo, stanno bene. E comunque siamo qua in Piancavallo. Farai dovrai Piancavallo tu. Messaggio a Riccardo Dose. Siamo tuoi seguaci, tuoi follower. Guardiamo i tuoi video man mano che escono. Tu e E Dada. io sono anche tua Lei, compaesana. esatto, ma dillo bene che sennò sembra che sei ubriaca. Io sono anche tua compaesana, Esatto. che non sono ubriaca. Io no, sono nato nella tua stessa provincia, Pordenone, a Sacile. Vi ho sentito nominare Sacile diverse volte, però cosa volevo dire con questo? Non lo so, però siamo tuoi fan. Ciao Riccardo. E quindi lasciaci dire che siamo anche noi gente del pueblo. Possiamo? Possiamo? Per favore. Possiamo? Ciao a tutti, questa è discesa perché stiamo tornando indietro. Allora siamo arrivati su che erano circa le 11:30, adesso sono meno un quarto a mezzogiorno e dobbiamo scendere e quindi siamo stati lì circa un quarto d'ora. E tu cosa dici? Che mi si iniziano a tappare le orecchie di nuovo. Ciao ragazzi, è finita la giornata, noi stiamo tornando a casa, un saluto e alla prossima. Da Elsa May Ciao. e Nino. Ciao ciao.